Ok, parliamo della mia sfrenata passione per i motorini da corsa, da velocità, eh, usciti a cavallo degli anni 65 fino al 75. È una storia prettamente italiana perché questi motorini così super sportivi non li hanno costruiti in nessun'altra parte del mondo. Qui abbiamo un esemplare bellissimo di Mustang veloce. A me non piaceva esattamente questo modello qui, c'era il modello SS, che è Super Sport chiamato, che a differenza di questo era molto simile, però aveva un serbatoio molto alto, un serbatoio così, con la caratteristica di avere due tappi, uno per la benzina e uno per il contachilometri, ma questo qui era il veloce, praticamente quello che è venuto fuori un attimino dopo. Nel 65 era venuto fuori l'SS e questo è venuto fuori a cavallo degli anni del 68. Veloce ha il nome con sé, no? Perciò era il motorino che al tempo era il più veloce in assoluto. Se voi pensate che questo motorino qui di serie faceva quasi 100 all'ora, sorpassava tutte le Vespe e le Lambretta e dava la paga a molte 125 del tempo. Cercavo questo Italjet, l'ho cercato per anni, non riuscivo mai a trovarlo, finché a un certo punto ho incontrato questo qui, a una mostra a Reggio Emilia. A un certo punto ho detto no, Italjet è mio. Naturalmente trattative, eccetera, un signore di Torino, fatto sta che, ok, accordato, mi arriva, ed è rimasto là, era da restaurare chiaramente, finché a un certo punto, un giorno, sono al raduno del Bernardia e vedo un Italjet uguale a questo parcheggiato lì, quasi senza cavalletto sul marciapiede. Ho detto, chi è quel folle che va in giro a un raduno d'inverno col cinquantino? Faccio una ricerca, a un certo punto mi dicono, guarda che è Giorgio Sialino. E chi è? È un giornalista che... Ah, ho capito. Insomma, fatto sta che ci siamo incontrati e mi fa, sì, era il mio motorino che quando ero ragazzino, eccetera. Ho detto, ho anch'io uno di questi qua. Ma dai, veramente, vengo a trovarti. Senti, fa, lo adoperi? No. Allora, io te lo restauro. Mi prometti che lo adopererai? Certo, ho detto, vabbè. Naturalmente mi ha dato una mano, me l'ha fatto lui, eccetera. E l'anno dopo siamo andati sul Bernardia assieme a altri tre amici che avevano avuto l'idea uguale di restaurare il motorino della loro adolescenza. E siamo arrivati in 4-5 sul Bernardia, abbiamo catalizzato l'interesse perché questi motorini in mezzo a 3-4 mila moto di tutti i livelli, arrivare con questi microbi, a un certo punto abbiamo imparato che anche con questi motorini si riesce a fare il burnout. Non l'avessimo fatto. Una roba incredibile. Allora, fumerone di quelli perché mi sella al 5-6%. Da lì che è nato Ti do il fumo. Voi non lo sapete, però come mi dà il fumo? Certo, andavano tutti al 6%, un nuvolone dietro incredibile. Di conseguenza abbiamo cominciato a fare questo burnout, no, una roba incredibile. Ed è nata questa, diciamo, ricerca da parte di molti di trovare il motorino 50 sportivo. L'anno dopo eravamo già in 20. Nell'arco di 4-5 anni eravamo un gruppo incredibile e abbiamo pensato di fare il raduno. Ci siamo inventati il raduno Plaino con lo slogan A Plain col cinquantin. Bellissimo, un'idea nuova, di conseguenza ci siamo ritrovati fra quelli che si conosceva, però il tantam su internet, sui media, eccetera, ha cominciato a far arrivare gente da ogni dove. Vi posso garantire che quest'anno è stato il 12° anno che facciamo raduno, ma abbiamo raggiunto 150 presenze arrivate da Olanda, Austria, Napoli, Roma, Torino, da mezza Italia, dalla Slovenia, non so dire da dove sono capitati per venire a questo raduno. Cos'è successo? Nel frattempo, nel 2013, la Italjet, produttrice di questo motorino, ha voluto fare l'anniversario della nascita della Italjet, 50 anni. Ci hanno invitato perché, conoscendo questo lì, ci siamo messi in contatto e ci hanno invitato a questo raduno a Forlì. Siamo partiti in 10 con l'Italjet, li abbiamo messi in mezzo ad altri Italjet, perciò tutta la produzione Italjet era una roba incredibile, fantastico, vedere tutta la produzione dagli anni 60 in poi, che inizialmente si chiamava Ital MZ, poi è diventata Italjet.